Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi voglio rispondere alla mia cara amicizia che mi ha fatto una domanda riguardante ai cabalisti, no? I cabalisti, quando uno raggiunge questo 125esimo grado, come sta, dove sta, con chi sta e cosa succede. Ma prima di rispondere vi chiedo di iscrivervi al canale di Illegale, al canale della vostra Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in Face o in Twitter. In Face abbiamo due gruppi in cui rilasciamo chiaramente i link di questi video, ma anche circuiti radionici e quadranti radiostesici. Chiaramente poi andate a vedere queste pillole che fa il vostro marietto illegale. In più abbiamo anche un sito, il sito capitano.altaviste.org, i link sono sotto qui in descrizione, dove potete scaricare 20 ebook, di cui 4 di chirologia, dove ci sono più o meno 200 circuiti, hanno già con le istruzioni per come utilizzarli, ne hanno già scaricati quasi 100, più di 150.000, quindi Marietto Veneziano ha donato all'umanità quasi 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici senza colpo ferire in modo gratuito. Praticamente un agente mi ha detto che l'unico posto dove non sarebbero arrivati i circuiti del Marietto Veneziano sarebbe stato il Polo Nord, perché è impossibile, ma del resto il mondo è avvisato. Bene, e poi nel sito del capitano.riviste.org abbiamo anche una sezione shop per chi vuole qualcosa di professionale. Bene, partiamo allora col discorso della mia esperienza con i cabalisti, no? Ma vado a ritroso. Vado a ritroso e la prima volta che ho visto qualcuno che realmente comandava è stato quando, ad esempio, mio padre a 7 anni e mezzo mi ha detto che lui usciva dal corpo, viaggiava, e allora io gli ho chiesto, senti papà, fammi venire anche a me perché sono curioso. Io pensavo che fosse ricco, ma lui non era solo ricco, era anche, voglio dire, potente. E quindi di notte, un giorno, siamo saliti fino al terzo piano, poi è arrivato il suo guru, il suo maestro, il suo chiamatelo come volete, e chiaramente io ero magro così, questo uomo era spelato con un vestito arancione, insomma un po' paccioccone in confronto a me, mi sono spaventato, mio padre era spaventatissimo, no? Perché io l'ho guardato e ho detto, ma è questo qui, quel grande guru che dicevi? Mio padre era spaventatissimo, terrorizzato perché non sapeva l'importanza di questo personaggio. Beh, il film va a finire che lui mi prende, mi porta fino al quinto piano, mi fa vedere la vita di un uomo che io dico, ma questo qui bisogna fermarlo con ogni mezzo, questo qui è fuori di testa. E il guru mi dice, guarda che questo sei tu. Io dico, io sono così. E poi la storia va a finire che torniamo giù, dopo qualche settimana ci rincontriamo nella vita reale, lui era tutto contento che aveva generato un quinto piano. E lì è stata la prima volta che ho visto un guru, proprio un guru vero, no? Diciamo così, no? In astrale. Passano gli anni, il vostro maledetto verso i 10 anni, adesso la faccio corta questa pillola. A 10 anni eravamo a Balsamoggia, una volta si chiama Bazzano, eravamo su un castello ed ero col capitano degli Alpini di Torino. Il capitano degli Alpini di Torino, lui aveva visto il futuro, poteva vedere il futuro e quant'altro, però era un po' spaventato per la sua reincarnazione, perché doveva venire qualcosa che riguardava anche me. Io ero piccolino, no? Lui, il capitano degli Alpini di Torino, sapeva che ero un cabalista, perché mi diceva infatti che per lui ero troppo alto e lui in questa vita era paragonato a Dio, ma era dentro un tubo. Io invece avevo anche gli altri 9 tubi, no? Io non capivo perché chiaramente ero piccolino e pensavo, quando mi diceva che io ero troppo alto, pensavo che dicesse qualcuno che giocava a pallacanestro. Ma Rai della Favola era molto preoccupato per il suo futuro e un giorno mi chiede se poteva chiamare 3 persone, no? Eh, perché io gli potessi chiedere appunto di metterci una buona parola per il suo futuro. Ora, della favola io ho 10 anni, no? Cosa volete che capisco avevo 10 anni, però si vede che secondo lui avevo questo potere. Beh, ma la favola, siamo in questo prato, in questo castello, lui era un pochettino agitato quel giorno, no? Era appena arrivato in bilocazione da Torino e Moravia mi volto e ci sono 3 persone anziane vestite da tibetani, ma anziani su 90 anni, no? E lui, il capitano delle Alpini di Torino, mi dice: Guarda, che sono questi che comandano questo mondo. Perché io ho visto che somigliavano al guru di mio papà, no? Quello che avevo incontrato, che ci siamo andati insieme al quinto piano.
E allora sapete come fanno i bambinetti piccolini? Gli dico al capitano, senti, tu non preoccuparti, questi qui sono amici di mio papà, adesso vado là, gli parlo e sistemo la cosa, no? Volevo mettere una buona parola per quest'uomo che, sebbene era veramente potente, davanti a questi tre vecchietti che erano apparsi così all'improvviso, no? Si vede che anche loro erano in bilocazione. Allora io vado là, no? Gli chiedo cosa voleva, l'aiutino che voleva il capitano degli Alpini di Torino. Loro, come tre vecchietti chiaramente, mi guardano, sorridono. Io ero tutto contento, io non so se avessero capito, perché loro sorridevano sempre. Io vado dal capitano Torino, che sarà stato a 5-6 metri di distanza, e gli dico: non preoccupati, ci ho parlato io, questi sono amici di mio papà. Mi volto e questi qui sono spariti. Perché io dico: ma chi erano questi qui? E lui mi ha detto: questi sono quelli che comandano il mondo. Passano gli anni, arrivo a 23 anni, ma prima faccio un passo a 15 anni. E a 15 anni cosa succede? Succede che il vostro marietto viene fermato in una buvette da dei cabalisti, no? Che adagio hanno cominciato a farmi capire che io non mi chiamavo con un nome, che io ero un loro guru, un loro rabbino. Insomma, passa il tempo, non è che sono arrivati lì, si sono seduti davanti e hanno aperto il Vangelo, hanno messo parecchi anni, ci avranno messo 3-4 anni a spiegarmi chi erano. E la penultima volta mi hanno fatto vedere il futuro di quel posto dove stavo abitando io, quindi si sarebbe tutto incenerito per una guerra atomica. Insomma, mi hanno fatto capire che loro veramente erano quello che dicevano, cioè praticamente loro erano l'uguaglianza della forma di Dio. E visto che nella vita prima io ero stato un loro rabbi, no, erano venuti a vedere un po' la situazione. Io all'inizio, come avevo detto in altri film, pensavo che erano fuori di testa, roba del genere, però dopo mi sono convinto anche io che questi avevano ragione. Infatti mi hanno detto cose nel futuro che puntualmente si sono avverate e che si stanno avverando anche in questo momento che sto parlando adesso. E quindi quando hanno capito che io avevo visto tutto, che nel futuro sarebbe andato tutto come loro avevano previsto e che loro avevano previsto perché il rabbi Marietto gli aveva detto nella vita prima, no? Allora mi hanno liquidato, io gli ho chiesto aiuto, loro mi hanno dato una pacca sulle spalle e mi hanno detto arrangiati. E poi l'ultima volta che ho visto che veramente c'era qualcuno che faceva un po' paura anche al capitano del Pini era quando lavoravo nella casa dei sogni, facevo il barista. A un certo punto un giorno arriva, a una notte, arriva un signore tibetano vecchietto, avrà avuto 90 anni, il capitano del Pini dice che quell'uomo lì era, cioè lui tremava alla presenza di quell'uomo. Io dicevo, ma questo qui è una persona anziana, questo qui gli dai una sventolina e lo ribalti per terra, poverino, no? Il capitano delle Pini Torino tremava sangue, cioè capite? Era terrorizzato. Quindi è chiaro che su questo mondo ci sono vari gruppi misterici che fondamentalmente stanno guidando questi pianeti. Ci sono i cabalisti, i tibetani che conosco io, ho incontrato, no? E poi ce ne saranno anche altri due o tre, tipo gli egiziani, i siriani e quant'altro, no? Ma adesso parliamo i cabalisti, quando arrivano a questo piano spettacolare che è il 125esimo gradino, no? Allora, la gente pensa che quando arriva a questo 125esimo gradino, oppure la New Age, no? Innalziamo le vibrazioni di qua, a destra, a sinistra. Insomma, dovrebbe succedere che noi andiamo dall'altra parte. No, noi resteremo qua, in questo piano materiale, almeno i cabalisti resteranno qua. Loro sono già qua. Ci sono un gruppo di cabalisti che hanno già raggiunto il 125esimo gradino e vivono sia di qua che nel mondo spirituale. Infatti, queste persone che quando avevo 15 anni mi si sono messe a parlare, e spiegano, loro vivono in due dimensioni, in questa dimensione e in quella spirituale, no? Nel senso che voi li vedete lì, ma nella mente, nello spirito, sono in quella che si può chiamare Samadhi, chiamatela poi come volete, elevazione spirituale, e lì possono viaggiare nel passato, presente e futuro, vedere quello che vogliono vedere, che loro possono. Il problema cos'è? Per noi che non siamo di questo, per noi, per quelli che non sono cabalisti, no? Che poi i cabalisti certe cose le sanno bene chiaro. Quando si arriva al 125esimo gradino, si è praticamente nell'eguaglianza della forma di Dio, del creatore, no? Sopra è inutile spiegarlo perché la mente umana non riesce a capire certe cose, ma quando noi arriviamo a questa dimensione riusciamo a capire che noi possiamo trasformarci in qualsiasi cosa e vivere un'esperienza estasica, no?
immensa, non abbiamo bisogno di tenere la forma di un essere umano, possiamo trasformarci in un boa, possiamo trasformarci in un portacenere, in una ruota, ma stiamo sempre in contatto e abbiamo sempre la forza e l'eguaglianza della forma di Dio. Quindi questo involucro praticamente è un mezzo che ci permette di fare la scalinata in modo molto più facilmente, no? Ci sono sicuramente cabalisti che, tra virgolette, rincarnati potrebbero essere dei sassi. Cioè, lo so che è durissima da accettare queste cose, ma quando si arriva a un'elevazione spirituale così immensa, io ho visto che l'ultimo scopo che noi raggiungeremo saranno dei colori, no? Praticamente saremo delle coscienze colorate in cui tutti quelli che non sono cabalisti sono dentro di noi e continuano a parlare e noi con questo rumore vibrazionale resteremo bene a livello di coscienza, anima, chiamatela poi come volete. Quindi i cabalisti fondamentalmente non è che quando raggiungono il 125 gradino scappano da questo mondo, no, ci rimangono qua. Ci sono cabalisti che magari hanno milioni di anni che vivono accanto a noi e magari si incarnano come vogliono, capite? Cioè il concetto che una cosa è essere un capitano degli alpini di Torino con dei geni che riescono o alcuni avatar. Io mi ricordo che questi cabalisti ce l'avevano morti con un avatar che si spacciava per Dio e che non dico il nome, e per appunto un altro che usava i geni, non dico il nome, no. Cioè una morte per il semplice fatto che vedevano che stavano depistando le persone. E voi dite, ma i cabalisti, come si vuol dire, perché non si oppongono? Per il semplice fatto che loro sanno che tutto quello che fa il creatore è buono. E visto che loro sono in questo stato vibrazionale immenso, loro accettano qualsiasi cosa del creatore, che sia buona o cattiva, per loro è sempre buona. Perché alla fine andrà sempre dalla parte della Keter, e la Keter, visto che sono loro. Capite? Quindi, quando ragioniamo con la mente umana, magari da italiani o da americani o da quel che vogliamo noi, ragioniamo in senso materiale umano. Quando ragioniamo nella mente di un cabalista che ha una certa elevazione spirituale, magari noi stiamo parlando con una persona che in questo momento, faccio un esempio, è qui davanti a noi, ma potrebbe essere anche da un'altra parte perché si è bilocato e da un'altra parte potrebbe essere tranquillamente, adesso faccio un esempio pazzesco, un posacenere o un pitone. Perché quando si raggiunge queste elevazioni spirituali, allora si può essere quello che si vuole. Tanto per darvi un'idea, no? Quindi, quando queste persone parlano, bisogna sempre stare attenti, perché io l'ho capita adesso, non ci ho messo 56 anni, l'ho capito per il semplice fatto che loro sono un pelino più avanti di noi, no? E poi in questo mondo, come vi ho spiegato, ci sono i tibetani che il capitano Alpine di Torino era terrorizzato, era queste persone di 90 anni che sembrano tanto buone, però dietro hanno di quelle forze che, insomma, se qualcuno gli sbatte contro, avrà dei brutti pensieri dopo. Quindi, cari amici, il concetto è molto semplice. Chi è cabalista è cabalista. E gli altri, purtroppo, non so cosa dire. E questo è il problema, perché il marietto è per i cabalisti, vedete? Qui dietro, scala selfie erotica, la cosa è chiara. Poi è chiaro che tutti gli altri scimmiottano, vogliono imitare, vogliono copiare, vogliono scoppiazzare, e hanno tirato fuori tante altre cose, ma questo è tema di altre pillole. Bene, ho finito qui, grazie per avermi ascoltato e alla prossima, ciao.